benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Le carceri come piazze di spaccio, 2 detenuti morti per sospetta overdose ad Augusta. A lanciare l'allarme sono i sindacati di polizia penitenziaria che denunciano la droga circola in grandi quantitativi. Niscemi sotto osservazione anche la strada provinciale 11, unico collegamento con il resto della provincia. La procura di Gela accelera da lunedì interrogatori e acquisizione di documenti per chiarire cause e responsabilità. Palermo, famiglia assegnataria di una loggia allo Zen minacciata e messa in fuga. L'assessore Ferrandelli presidia l'immobile e trascorre la notte al suo interno. E poi Catania, via Grotta Magna chiusa per pericolo crolli. Insorgono i residenti il parroco, siamo reclusi in casa e chiediamo certezze. Qui i mezzi di soccorso non possono arrivare. Maltempo, la Sicilia conta i danni e trema per l'arrivo di un altro ciclone. Gli esperti atteso per l'inizio della prossima settimana. Fiori, cioccolatini e promesse d'amore per San Valentino, la Sicilia è la 9ª regione più romantica d'Italia. E poi il calcio, in Serie B Palermo all'assalto dell'Entella per cercare di avvicinarsi al vertice. Inzaghi suona la carica, è la partita più importante dell'anno. In Serie C grande attesa al De Simone per il derby tra Siracusa e Catania. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Telecolo. Dunque, bentrovati, avete sentito, 2 detenuti sono morti per sospetta overdose nel carcere di Augusta. A lanciare l'allarme sono i sindacati di polizia penitenziaria che denunciano la droga circola in grandi quantitativi, specie nelle carceri siciliane, lombarde e campane. Emanuela Corsi. Le carceri come piazze di spaccio dove la droga circola in grandi quantitativi soprattutto in Sicilia, Lombardia e Campania. Ad accendere i riflettori su un fenomeno sommerso sono le morti per sospetta overdose tra i detenuti. 2 casi arrivano da Augusta dove 2 reclusi sono morti negli ultimi 15 giorni. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta che dovrà accertare le cause dei decessi e nel caso di conferma dell'ipotesi di overdose come è entrata la droga. Dietro a questo traffico c'è sempre la criminalità organizzata che fa affari controllando, come dimostrano numerose inchieste, le più grandi piazze di spaccio dentro e fuori, anche con l'uso dei telefonini. Nelle carceri siciliane lo spaccio di droghe è di decine di milioni di euro. È impensabile che all'interno delle carceri non si riesca a garantire la vita e addirittura si possa morire per overdose. C'è bisogno che il governo e l'amministrazione penitenziaria si faccia carico di questa piaga con investimenti in idee e in soldi per evitare che si possano riverificare cose del genere. Nel 2025 sono 8 le persone decedute per overdose, mentre i sequestri effettuati negli istituti penitenziari ammontano a 65 kg di sostanze stupefacenti di ogni tipo. La droga, ci spiega Di Giacomo, entra attraverso i droni, spesso pilotati all'esterno da minori, ma anche attraverso fucili ad aria compressa che sparano pallini con lo stupefacente. Spesso viene introdotta dai parenti dei detenuti o da agenti infedeli ed occultata tra pastiglie di farmaci. La frana che ha isolato Niscemi è molto più estesa di quanto stimato inizialmente. Sotto osservazione anche la strada provinciale 11, unico collegamento con il resto della provincia. La procura di Gela accelera da lunedì interrogatori e acquisizione di documenti per chiarire cause e responsabilità. Gerry Italia. Le criticità lungo la strada provinciale 11, oggi unico collegamento viario tra Niscemi e il resto della provincia, aprono una fase particolarmente delicata dell'inchiesta avviata dalla Procura di Gela. Durante i sopralluoghi i consulenti tecnici hanno individuato diversi punti di potenziale instabilità, segnalando il rischio concreto di nuovi cedimenti. La priorità è garantire la massima sicurezza possibile alla popolazione, spiega il procuratore capo Salvatore Vella, senza interrompere una via di comunicazione vitale per il territorio. Per questo le risultanze sono state immediatamente condivise con il centro operativo comunale e con il centro coordinamento soccorsi di Caltanissetta per individuare soluzioni tecniche in grado di consentire una circolazione in condizioni accettabili di sicurezza. Sopralluogo anche del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti insieme ai rappresentanti della prefettura e della protezione civile per verificare direttamente lo stato dei luoghi. Intanto si è conclusa la prima fase di ispezione sull'imponente frana che ha isolato la città. Magistrati, squadra mobile, polizia del commissariato di Niscemi e consulenti tecnici hanno effettuato rilievi a terra e dall'alto. Decisivo il sorvolo in elicottero della polizia
di Stato. Le immagini ad alta definizione mostrano un fronte instabile molto più esteso del previsto, superiore ai 5 km inizialmente stimati, con movimenti ancora in atto in più settori. Materiale che ora diventa centrale per ricostruire il modello della frana e individuarne le cause. Un lavoro complesso, dice Vella, che richiede rigore scientifico e tempi adeguati. Da lunedì l'inchiesta entra nella fase operativa. Partiranno gli interrogatori dei tecnici informati sui fatti e l'acquisizione di atti, progetti e autorizzazioni per provare a ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. E c'è un aggiornamento perché sono confermati i rischi sulla SP11 a Niscemi. Da questa mattina sono in corso sgomberi di immobili privati e di attività commerciali. In via precauzionale l'amministrazione comunale ha deciso di allontanare alcune famiglie che vivono nel tratto reso pericoloso proprio dall'evento franoso in corso. È sempre a Niscemi, a pochi metri dalla zona rossa, dove sono oltre 1500 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case. Tra valigie, scatoloni e lacrime ci sono i volontari dell'associazione Outsider, arrivati per offrire aiuto concreto e sostegno umano. Gerry Italia. A pochi passi dal limite invalicabile della zona rossa il tempo sembra fermarsi. Oltre le transenne restano le case vuote, dentro le strade il silenzio. Davanti invece scatoloni, borse, sacchi neri e la vita compressa in pochi oggetti. È qui che si muovono i volontari dell'associazione Outsider. Giubbotti azzurri, gesti rapidi, sorrisi e sguardi attenti. Assistono gli sfollati, li accompagnano assieme ai vigili del fuoco nei rientri controllati nelle abitazioni. Aiutano a recuperare l'indispensabile. Sono state delle settimane abbastanza impegnative, sia a livello emotivo, perché comunque sono state delle situazioni molto importanti da sostenere, però abbiamo cercato di dare il nostro contributo, sia spiritualmente che comunque in maniera manuale, perché comunque la maggior parte sono persone anziane che hanno perso tutto, hanno perso i loro sacrifici, hanno perso le loro case, hanno perso il loro luogo sicuro. E ogni volta, ogni porta che si apre è un colpo al cuore, si entra in fretta, si sceglie cosa portare via, si lascia il resto. Ricordi, affetti, pezzi di quotidianità. I volontari restano lì, accanto, offrono supporto pratico e morale, una parola o un abbraccio. Nessun pietismo, qui serve rispetto. Le persone chiedono di essere comprese, non compatite, e trovano ascolto, presenza e umanità. In situazioni del genere purtroppo la cosa che fanno molti è quasi compatirli, e le persone non hanno bisogno di essere compatite, le persone hanno bisogno di sentirsi amate, di sentirsi capite. A Niscemi, lungo il confine della zona rossa, la solidarietà diventa così l'unico appiglio, perché quando tutto vacilla restano i gesti semplici e la speranza di ricominciare. E oggi in diretta alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antena Sicilia ritorna Il Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti, che si occuperà ancora della frana di Niscemi con reportage, documenti inediti e testimonianze che ricostruiranno 30 anni di immobilismo e inefficienza delle istituzioni che avrebbero dovuto tutelare la comunità nissena e sulle quali sta indagando la procura di Gela. Tra gli ospiti l'ex presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, l'ingegnere Tuccio D'Urso, i parlamentari Daniela Ternullo e Filippo Scerra. Dovete andare via. Una famiglia assegnataria di un alloggio popolare allo Zen di Palermo viene minacciata e messa in fuga. Così l'assessore all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli decide di presidiare l'immobile e di trascorrere la notte appena passata al suo interno. Marco Gullà. Una notte allo Zen non è il titolo di un nuovo film, ma la sintesi delle ultime ore dell'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Buon sabato mattina dallo Zen. Ma cos'è successo? Una casa che si trova allo Zen 2 è stata assegnata a una famiglia che però, come purtroppo è accaduto altre volte nel recente passato, è stata minacciata e costretta a fuggire. L'intimidazione ha spinto l'assessore all'emergenza abitativa a una scelta simbolica: presidiare l'immobile e dormirci dentro per evitare che qualcuno del quartiere potesse occuparlo. Stiamo passando una serata entusiasmante all'interno di questo immobile popolare che riteniamo debba essere riconsegnato ad una famiglia che ne ha diritto della lista dell'emergenza abitativa del comune di Palermo, e stiamo conoscendo tanta umanità. C'è molta partecipazione rispetto alla volontà di
consentire la normalità in questa città. C'è tanta voglia qui dentro lo Zen. Dovete andare via, le urla di minacce verso una famiglia assegnataria, poi l'irruzione da parte di 2 balordi e la fuga per evitare il peggio. Ferrandelli, a staffetta con altre persone, si trova all'interno dell'appartamento per non permettere incursioni esterne. La notte è passata tranquillamente, abbiamo avuto soltanto qualche gioco di luce, qualcuno ha giocato un po' con il contatore, attaccandolo, staccandolo, abbiamo avuto un po' da fare, dopodiché abbiamo dormito benissimo, l'immobile mi sembra ben presidiato, il messaggio che credo sia stato recepito dal quartiere è che noi intendiamo difendere anche fisicamente i nostri beni pubblici per poter consentire che altri cittadini nella lista dell'emergenza abitativa possano godere di un tetto sicuro dopo anni magari di attesa. Un 50enne è stato ferito con diverse coltellate all'addome nella tarda serata di ieri ad Alcamo, nel Trapanese, al culmine di una lite. L'aggressore sarebbe un 60enne che è stato fermato dai carabinieri, posto ai domiciliari per tentato omicidio. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. Adesso un'altra notizia, un 31enne con precedenti aggredito a Rosolini colpendolo ripetutamente con un bastone in ferro il titolare 57enne di un'officina meccanica, danneggiando anche diverse autovetture presenti nel garage. L'aggressore è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni personali e danneggiamento. La vittima è attualmente ricoverata con prognosi riservata all'ospedale San Marco di Catania. E ancora violenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una trentenne ha aggredito il personale sanitario e danneggiato alcune apparecchiature. Un operatore è rimasto ferito. La donna è stata bloccata da polizia e carabinieri e denunciata. Davide Sardo. Ancora violenza in corsia, notte di tensione al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove una trentenne agrigentina ha aggredito medici e infermieri e danneggiato alcune apparecchiature sanitarie. La donna, già nota alle forze dell'ordine, si trovava in sala d'attesa, in attesa di essere visitata, quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe iniziato a protestare con insistenza contro il personale. In pochi minuti la situazione è degenerata, urla, minacce, spintoni e poi la furia contro strumenti e operatori. Un sanitario è rimasto ferito. Scene di paura tra i pazienti presenti. Decisivo l'intervento congiunto di polizia e carabinieri che hanno bloccato la trentenne e riportato la calma nel reparto. Per lei è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali, violenza a incaricati di pubblico servizio e danneggiamento. Indagini in corso per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. E a Catania un'altra storia di violenza, un catanese di 41 anni è evaso dai domiciliari nella sua abitazione in Viale Moncada a Librino per minacciare di morte il vicino di casa. L'uomo avrebbe tirato fuori dal giubbotto una mannaia ed avrebbe proferito una serie di minacce e di insulti nei confronti del vicino, che nel frattempo si sarebbe barricato in casa lanciando l'allarme e chiedendo aiuto ai poliziotti attraverso il numero unico di emergenza. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha provato a fuggire. Quando ha compreso di non avere via di fuga ha minacciato gli agenti con l'arma da taglio, provando a scagliarsi contro uno di loro. L'uomo è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. Barricati in via Grotta Magna, i residenti e il parroco della chiesa dei Cappuccini puntano il dito contro il comune. Chiediamo tempi certi e, se c'è pericolo, per quale motivo non è stata chiusa anche la via Plebiscito. Tonino De Mana. Il pericolo crollo è evidente, tanto che dopo un nostro servizio TG sono stati presi provvedimenti. Via Grotta Magna va chiusa al traffico veicolare e pedonale. Questa volta niente transenne, ma un vero e proprio muraglione in metallo che non consente passaggi di alcun tipo, costringendo i residenti in un tortuoso giro tra viuzze talmente strette da non poter essere percorse. Figuriamoci se dovesse rendersi necessario il passaggio di un mezzo di soccorso. Il carro furbo non è potuto entrare dalle vie strette, quindi la mamma è dovuta uscire da casa a spalla.
Adiacente alla via Grottamagna c'è la chiesa dei Cappuccini. Padre Augusto chiede chiarezza e tempi certi. Dopo 28 anni oggi ci si accorge che la casa è pericolante e poi è veramente pericolante. Sicuramente ci sono delle tegole o dei comignoli che andrebbero messi in sicurezza. Il 17 dicembre del 2025 sono venuti i vigili del fuoco, l'indomani sarebbe passato il tedoforo da via Plebiscito, hanno gettato giù qualche tegola dal lato di via Plebiscito, non dal lato di via Grottamagna, e oggi ci si accorge che l'edificio è pericolante, è veramente pericolante, è oggi più pericolante di quanto non fosse il 16 dicembre. Questo ce lo chiediamo perché non capiamo il motivo di questa chiusura. 2 pesi e 2 misure, da qui lo sfogo dei residenti che puntano il dito contro l'amministrazione comunale. È passata la santa di qua, il pericolo non c'era anche in via Plebiscito? Perché non hanno chiuso la via Plebiscito e invece ci hanno recluso a noi? Non esiste nessuna ordinanza, nessuna determina che stabilisca la chiusura di questa strada. L'edificio fatiscente pende come una spada di Damocle sulla trafficata via Plebiscito. E adesso ci occupiamo del meteo. La Sicilia è ancora alle prese con la conta dei danni dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore con venti fino a 180 km/h. Sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco negli ultimi 2 giorni, ma attenzione, secondo gli esperti è in arrivo un altro ciclone. Emanuela Corsi. Il ciclone di San Valentino sferza la Sicilia. Una nuova ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore le province di Palermo, Messina, Catania e Trapani. Secondo un report dei Vigili del Fuoco sono 647 gli interventi effettuati in 2 giorni, principalmente per la rimozione di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di edifici danneggiati dalle forti raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 180 km/h. Nel weekend è ancora allerta gialla con forti venti e mareggiate lungo le coste. Nel corso della giornata di domani bisognerà fare attenzione ai venti che saranno molto forti di maestrale sul canale di Sicilia, che sarà l'area maggiormente interessata dalla burrasca. Altrove avremo una ventilazione che comunque sarà attesa ma non supererà la soglia d'attenzione. Attenzione alle piogge rovesci che saranno più frequenti sulla parte occidentale dell'isola ma anche lungo le coste tirreniche. Dalla prossima settimana la Sicilia sarà interessata dal passaggio di un altro ciclone, con il vento ancora protagonista. Tra lunedì e martedì arriverà un'altra perturbazione, sempre caratterizzata da venti forti. Inizialmente lunedì il ponente che soffierà fino a raffiche di burrasca forte, mentre nel corso della giornata di martedì arriveranno i venti di maestrale che saranno molto forti, potranno raggiungere velocità di oltre 80 km/h nei punti più esposti anche di più e causare dei nuovi disagi. Tra mercoledì e giovedì ci dovrebbe essere un'attenuazione dei fenomeni, una pausa in vista di un altro peggioramento che potrebbe arrivare nel prossimo fine settimana. Ed oggi è San Valentino, fiori, cioccolatini e promesse d'amore, ristoranti al completo e gioiellerie prese d'assalto per celebrare il giorno più romantico dell'anno. Francesca Loi. È un giorno speciale da condividere con la persona che si ama. E per questo è bello, perché uno ha la moglie, i bambini e li fa contento con dei regalini. Una rosa o un peluche, per San Valentino il cuore batte più forte. Dopo, voglio dire, 12 anni quasi che stiamo assieme, l'amore è sempre più forte, sì. Noi siamo sposati esattamente quasi da 26 anni, sì. Tutti i giorni festeggiamo. Il 14 febbraio si respira un'atmosfera diversa dal solito. Nella Sicilia, nona regione più romantica d'Italia. Classifica che emerge dall'indice Cupido 2026. Tra le ricerche su Google i più gettonati sono cioccolatini, regali e cene. Questa sera faremo una cenetta in virtù di San Valentino. A base di pesce, credo. A base di pesce, sì. Abbiamo deciso di fare una bella passeggiata, il tempo permette, andiamo a mangiare fuori e ci godiamo questa giornata. C'è anche chi ne approfitta per chiedere la mano alla dolce metà. Comunque, proposta di matrimonio o no, solitamente il regalo non manca. Già il regalo l'ho ricevuto veramente, che sarebbero dei fiori della Lego da costruire insieme. Sono fiori che durano per sempre. Ma vengono qui più uomini o più donne? Allora, dipende. Gli uomini che magari sono un po' in ritardo con i regalini o donne che pensano a se stesse. Ma l'amore viaggia anche attraverso i social. Ci sono relazioni che nascono proprio nelle piazze virtuali, per poi naturalmente proseguire dal vivo.
Ricordiamo però che San Valentino è tutti i giorni, perché l'amore va dimostrato sempre. Psico-oncologia pediatrica ha presentato all'Università di Catania un master per formare professionisti capaci di accompagnare i bambini e le rispettive famiglie nella dolorosa esperienza della malattia. Tonino De Mana. Il sapere scientifico, l'attenzione alla dimensione emotiva e la cultura della cura in una visione condivisa. Se ne è parlato all'Università di Catania, dove è stato presentato il primo master italiano di psico-oncologia pediatrica, un progetto pensato per formare professionisti capaci di accompagnare i bambini malati e le rispettive famiglie lungo l'esperienza della malattia emato-oncologica. Il bambino con tumore è un bambino che ha bisogno dell'attenzione di tutti, perché guarire da un tumore non è semplice, non è facile, c'è bisogno di molta attenzione, e l'obiettivo di questo master è proprio formare le persone che debbono avere contatti, rapporti con il bambino con tumore in tutte le fasi del suo trattamento. Un dialogo fondamentale tra università, mondo sanitario e terzo settore. È un primo master che viene fatto in psico-oncologia pediatrica in Italia e il desiderio è quello che possa essere un punto di riferimento per tutte le professioni che ruotano intorno al bambino con malattie oncologiche e alla sua famiglia, un incontro fra tutte le multidisciplinarietà e fare in modo che si possa costruire una rete che possa veramente sostenere questi bambini e questa famiglia. Accanto al contributo scientifico, spazio anche alla dimensione simbolica e culturale, da qui la cura di Battiato interpretata da Luca Madonia. È una canzone molto impegnativa, è una canzone però che parla di empatia, parla di amore incondizionato, ed era il luogo adatto e la situazione giusta per presentarla, per, io dico scherzando, profanare una delle meraviglie del maestro. È andato tutto bene, sono molto contento. Moderatore del convegno, Ruggero Sardo. E adesso una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, il momento del calcio, Serie B, il Palermo all'assalto dell'Entella per avvicinarsi alla promozione diretta. Per Inzaghi è la partita più importante dell'anno, diversi cambi rispetto all'11 di Marassi. Marco Gullà. È la partita più importante dell'anno. Testo e musica di Pippo Inzaghi, che oggi al Barbera contro l'Entella dovrà guidare il Palermo alla 7ª vittoria consecutiva in casa e al 13° risultato utile consecutivo. I numeri sorridono ai rosanero, che però devono pigiare ancora sull'acceleratore per mettere ulteriore pressione alle prime due in classifica, oltre al Monza terzo. Io penso che sia la partita più importante dell'anno, senza dubbio. Primo perché affrontiamo una squadra che ha battuto il Monza, aveva battuto il Frosinone, perché il Frosinone ha pareggiato all'ultimo minuto, avrebbe meritato di vincere, per cui già questo, ha battuto il Cesena la scorsa partita, ha pareggiato a Spezia in 10 dopo 20 minuti. Questo ti fa capire la forza dell'Entella, a cui faccio i complimenti, perché penso che l'Entella sia veramente la sorpresa della stagione. Inzaghi dovrebbe cambiare 4-5 calciatori rispetto alla partita contro la Sampdoria. Uno è sicuramente Peda, che andrà in panchina perché non è al meglio. Al suo posto uno tra Magnani e Beresischi. Jonsen dovrebbe partire dalla panchina, Ledo Aron affiancherà Palumbo sulla tre quarti. Il Palermo inizia a guardare i risultati delle dirette concorrenti, anche se Inzaghi non vuole cali di concentrazione. La classifica 12 giorni fa non potevamo guardarla perché eravamo chiaramente staccati dal gruppo di testa e dovevamo cercare, abbiamo capito che prima di guardare la classifica bisognava creare qualcosa. Mi sembra che la strada sia stata intrapresa, però il cammino è ancora lungo e arduo, per cui io, al di là della classifica, io devo guardare la continuità delle partite, la crescita della squadra. Al Barbera, fischio d'inizio alle 15. Adesso la Serie C è il giorno del derby tra Siracusa e Catania, regalo di San Valentino per i tifosi siciliani. La gara trasmessa in diretta ed in esclusiva su Telecolor. Francesco Triolo. Un punto in due partite, 8 in meno della capolista Benevento, anche se c'è una partita da recuperare. Il Catania però cerca di ritrovare il posto giusto e l'occasione arriva con il derby che si gioca alle 17:30 al De Simone di Siracusa. Partita che si preannuncia spigolosa contro un avversario che ha necessità impellente di punti, che ha perso 5 delle ultime 6 partite. Il Catania, per dirla alla Toscano, deve metterci energia, testa, una squadra meno timida e più spavalda, anche se il termine non era proprio quello. È una partita come l'andata, dove la testa farà la differenza.
Nel senso, le squadre che hanno affrontato il Siracusa, guardando la classifica e non guardando quello che fa, ci hanno sbattuto col muso. Noi all'andata non abbiamo guardato la classifica, abbiamo guardato quello che fa il Siracusa, siamo stati lucidi fino al 95esimo, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, l'abbiamo portata a casa. Il derby è una partita a parte, dove i valori si azzerano e le motivazioni, la voglia di portare a casa il derby faranno la differenza, ma ci dovrà essere anche tanta lucidità. Concretezza e lucidità, concetti chiari, così come chiara dovrebbe essere la formazione che Toscano ha ormai in mente, con una difesa a 3 formata da Pieraccini, Allegretti e Celli, anche se c'è Miceli che torna disponibile dopo la squalifica, Casasola e Donnarumma sulle corsie, Quaini e Di Noi in mezzo, anche qui Di Tacchio si è allenato negli ultimi 2 giorni ed è tra i disponibili, può essere un'opzione. In attacco con Lunetta squalificato sembra che i ballottaggi debbano essere risolti su Jimenez e Bruzzaniti dietro forte, anche se Toscano lo ha quasi anticipato, anche Rolfini può trovare spazio. 4-2-3-1 probabile per Turati invece, con Arditi punta centrale, Di Paolo, Contini e Pannitteri ad agire alle sue spalle. C'è fiducia anche a Siracusa, 3.500 di spettatori previsti, trasferta vietata ai tifosi del Catania, partita che sarà trasmessa in diretta, in chiaro, in esclusiva su Telecolor. Diretta Stadio prenderà il via alle 16:30, presentazione del match, le voci dei protagonisti poco prima del calcio d'inizio, la telecronaca dei 90 minuti e le interviste al termine della gara per 4 intense ore. E per questa edizione è tutto, TG Sicilia torna alle ore 20, grazie per averci seguito e buona giornata.